servizio il capitano Martina Stocco. Primo set a servizio Chiara Bisso. Poi quando cominciamo queste cazzate collate che prima o poi lo fa, non c'è opposto, anche su prima linea non c'è opposto.
Con Martina Stocco, capitano del BrunoPremi.com Bassano, le emozioni a caldo di questa incredibile vittoria. Allora, abbiamo iniziato un set bellissimo, poi però come sempre siamo andate male, però la grinta, l'emozione di essere unite ci ha fatto vincere anche gli ultimi 2 set e vincere la partita. Cosa è successo nel terzo set che sembrava perso, poi ci avete creduto fino alla fine e ce l'avete fatta? La grinta è perché ci siamo divise, poi comunque la squadra ci siamo ricompattate e ce l'abbiamo fatta. Buonasera, io volevo ringraziare il comitato regionale che ci ha dato l'opportunità per tutto il comitato di Belluno di organizzare queste finali. Ricordo che era la finale under 17 maschili e 18 femminili, sono le squadre più importanti, diciamo così, della regione. Vorrei anche ringraziare Cristiano Strazzabosco, che è il presidente della Pallavolo Feltre, che ha organizzato in modo magistrale questa giornata di sport, di pallavolo, organizzando su ben 2 palestre l'evento, utilizzando sia la palestra Lustro che l'Istituto Canossiano. Giorgia Silotto, capitano dell'Union Volley Jesolo, cosa è successo? A un certo punto si è spenta la luce nel terzo set. Il primo set è stato un po' duro perché non abbiamo messo il meglio di noi e quello probabilmente ci ha penalizzato. La delusione è tanta perché comunque è stato un anno pieno di sacrifici, però ora dobbiamo pensare ad andare a Crotone per passare il primo turno ed entrare alle nazionali così.